A pochi giorni dalla sua inaugurazione è entrato in piena attività il nuovo centro trapianti dell'ospedale San Bortolo, dove è stato eseguito il primo intervento, un trapianto da donatrice vivente su un paziente al quale la moglie ha donato un rene. Un gesto di generosità e amore che ha reso possibile al marito scongiurare una progressiva e grave insufficienza renale e la dialisi a vita. È un impegno importante perché richiede un sacco di risorse sia dal punto di vista organizzativo che della struttura, ma a fronte di un impegno importante vi è da dire che c'è la soddisfazione di un miglioramento della vita delle persone estremamente importante, perché una vita fatta in dialisi è una vita, per chi li conosce, estremamente complessa e dura, e così è come tornare a nuova vita, ed è una bella cosa. E donare una moglie che dà il marito comunque è un impegno anche psicologico estremamente importante. Prelievo del rene della donna durato 3 ore, trapianto durato poco più di 2 ore, eseguiti con successo la scorsa settimana, e il paziente ha trascorso la prima notte nella nuova terapia intensiva post-operatoria diretta dal dottor Vinicio Danzi. Dopo i controlli di routine è stato spostato nel nuovo centro trapianti. L'intervento è un intervento molto impegnativo perché presuppone già una preparazione su una dose importante da parte dell'unità operativa di nefrologia, da parte dei trapianti eseguito dalla dottoressa Gastaldon, poi il prelievo d'organi e nello stesso tempo la preparazione di un'altra sala per il trapianto dell'organo. In questo è intervenuto sia l'unità operativa complessa di chirurgia col dottor De Marchi, il dottor Rossi che si occupa di trapianti, e col dottor Banzato che è il nostro primario di Noventa, responsabile dell'area trapianti. Ora entrambi potranno tornare ad una vita normale.